Scontro tra due auto stamattina lungo la statale 52 bis a Paluzza, ha perso la vita un 78enne del posto, nell'incidente è ferita anche la moglie, portata d'urgenza in ospedale a Udine. Erano stati accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per fatti accaduti tra il 2004 e il 2008. 8 imprenditori, 3 friulani, sono stati assolti 13 anni dopo dal Tribunale di Udine. Una medaglia d'oro al valore civile per Marco Tondat e Cristian Rossi, vittime friulane dell'attacco terroristico di Dacca. Lo chiedono i familiari. Hanno insegnato un mestiere a molti, erano ben voluti in Bangladesh. Invasione di topi in Friuli. Il fenomeno straordinario è legato alle temperature e al cambiamento climatico. Nessun mistero sulla moria di roditori, è l'esito della lotta tra due specie. Sono arrivati a Lignano per il 15° anno i campioni di atletica giamaicani pronti per Tokyo. Le stelle Jackson, Thompson e Gale guidano il gruppo che punta a Tokyo e che sabato arricchirà il meeting al Tegil. Buonasera dal telegiornale di Telefriuli, ben trovati a questa edizione serale che apriamo con la cronaca e con un incidente mortale che si è verificato questa mattina a Paluzza. Ha perso la vita un uomo del posto, Giancarlo di Ronco, della frazione di Rivo. Avrebbe compiuto 78 anni a luglio, ferita anche la moglie che è stata trasportata d'urgenza in ospedale a Udine. Tragedia della strada questa mattina a Paluzza poco prima delle 10 lungo la statale 52 bis Carnica, dove si sono scontrate una Ford C-Max e una Jeep Suzuki Vitara. Nel violento impatto che si è verificato vicino al ponte di Sutrio, in prossimità del distributore di benzina Tamoil, ha perso la vita Giancarlo di Ronco, un pensionato di Rivo di Paluzza che viaggiava con la moglie, una donna di 72 anni rimasta ferita e trasportata in ambulanza all'ospedale di Udine. Illesa la coppia che viaggiava sull'altra auto, marito e moglie, anche loro di Rivo di Paluzza. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Paluzza, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo. I mezzi sono stati posti sotto sequestro e sul posto anche il personale dell'ANAS. Di Ronco, che avrebbe compiuto 78 anni in luglio, era molto noto in paese. Aveva lavorato in ospedale a Tolmezzo prima della pensione. E un uomo di età apparente di 60 anni è morto a Grado questa mattina colto da un malore mentre si trovava in acqua di fronte allo stabilimento Tivoli. Inutili purtroppo i soccorsi, era senza documenti e i carabinieri stanno cercando di identificarlo. Un 23enne di Varmo è stato condannato dal giudice per udienza preliminare di Udine con il rito abbreviato a 4 anni e 6 mesi per rapina. Lo scorso anno Goricica sparò 2 colpi in aria e minacciò con una pistola un giovane nigeriano per farsi consegnare dei soldi. Esplose 2 colpi in aria e poi minacciò un giovane nigeriano di sparargli alla gamba se non gli avesse consegnato i soldi in suo possesso. Un 23enne di Varmo è stato condannato con il rito abbreviato a 4 anni e 6 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa. È la sentenza che il GUP di Udine, Carlotta Silva, ha comunicato a Diego Enrico Del Negro, in custodia cautelare in carcere, relativa all'accusa di rapina per un fatto avvenuto il 1 aprile 2020 ai danni di un 20enne di origini nigeriane residente a Fiume Veneto. Il giovane è stato invece assolto dalle accuse di detenzione e porto d'armi. Stando alle ricostruzioni, quella sera Del Negro incontrò la persona rapinata nelle vicinanze della Coop di Goricizza, in comune di Codroipo, la quale lo aveva contattato con la scusa di acquistare dello stupefacente, che comunque era disposto a comprare, per parlare di una comune amica. Del Negro e l'acquirente quindi si appartarono in un boschetto e qui Del Negro avrebbe tirato fuori una pistola ed esploso 2 colpi in aria, minacciando il giovane nigeriano di sparargli alla gamba se non gli avesse consegnato i soldi in suo possesso, 835 euro in tutto. Dopodiché il 23enne si allontanò. Sul posto gli inquirenti nei giorni seguenti trovarono il bossolo di una cartuccia a salve. Sono soddisfatta, seppur non del tutto, spiega il difensore di Del Negro, l'avvocato Nicoletta Menosso, per l'entità della pena e soprattutto per le 2 assoluzioni riguardanti l'arma. Attendo con ansia le motivazioni della sentenza, conclude, per valutare il ricorso in appello, anche perché sono convinta che non si trattò di rapina.
3 migranti di origine nordafricana chiusi da 3 giorni nel vano carico di un camion surriscaldato a causa delle alte temperature di questi giorni sono stati salvati dai militari della Guardia di Finanza di Pordenone con la collaborazione dei funzionari doganali. Il veicolo proveniva dalla Bosnia e si trovava nella zona della dogana. È lì che le fiamme gialle hanno udito alcuni colpi e le richieste di aiuto dal vano carico del mezzo e così hanno trovato nel camion i 3 migranti disidratati che sono stati affidati al personale sanitario. La Guardia di Finanza sta vagliando la posizione dell'autista del tir che tuttavia pare non fosse al corrente della presenza dei migranti. Erano stati accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per fatti accaduti tra il 2004 e il 2008. A distanza di 13 anni, oggi sono stati assolti dal Tribunale di Udine. Sono 8 imprenditori, tra i quali 3 friulani. Erano accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il Tribunale Collegiale di Udine, presieduto da Paolo Alessio Verni, assolve tutti e 8 gli imputati perché il fatto non sussiste. E questa è la conclusione del processo, partito nel Tribunale di Tolmezzo, poi approdato in quello di Udine, che vedeva accusati 3 imprenditori friulani e 5 tra bosniaci e croati. Per quanto riguarda i friulani, si tratta di Pierangelo Scaiola, socio amministratore di Tutto Meccanica, Fabrizio Rodaro, socio amministratore di Nuova Meccanica 2001 e Silvio Turello, legale rappresentante di Tutto Service, 3 aziende con sede a Buia. Nel complesso agli 8 imputati era stato contestato di aver procurato l'ingresso e la permanenza in Italia tra il 2004 e il 2008 di 35 operai extracomunitari utilizzando contratti d'appalto e di distacco ideologicamente falsi, aggirando i vincoli dettati dal regime e dalle quote di immigrazione. Operando sinergicamente, le difese, spiegano gli avvocati Giovanni Stellato e Paolo Del Zilio, difensori di Rodaro e di Scaiola, hanno provato che i contratti d'appalto erano genuini e che le aziende straniere esercitavano sui propri lavoratori il necessario potere direttivo e organizzativo. Esprimiamo soddisfazione, aggiungono gli avvocati Vincenzo Cinque e Paolo Marinigi, difensori di parte degli imputati stranieri, per l'esito di un processo conclusosi 13 anni dopo i fatti contestati. Attendiamo di leggere le motivazioni. Un uomo di 70 anni di Udine è stato denunciato ieri sera dalla Polizia di Stato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Stava camminando al buio a torso nudo brandendo un'accetta nel capoluogo friulano ed è stato trovato in possesso anche di 2 paia di forbici e di un coltellino. Una medaglia d'oro al valore civile per Marco Tondat di Cordovado e Cristian Rossi di Tavagnacco, tra le 22 vittime dell'attentato terroristico del 2016 a Dacca. Lo chiedono i familiari dei 2 friulani che questa mattina sono stati invitati in Consiglio regionale per una cerimonia commemorativa a 5 anni dall'attentato. Il presidente della regione Fedriga ha detto non si può in alcun modo giustificare un fondamentalismo islamico che porta morte e devastazione. Le famiglie di Cristian Rossi e Marco Tondat, i friulani vittime dell'attentato terroristico di Dhaka in Bangladesh del 1 luglio 2016, chiedono al Presidente della Repubblica il riconoscimento della medaglia al valore civile per i loro cari, uccisi in terra straniera mentre erano impegnati a insegnare un mestiere alla popolazione locale. Lo hanno detto gli stessi parenti durante la cerimonia di commemorazione che si è svolta in Consiglio regionale nel 5° anniversario della strage. I familiari di Cristian Rossi e Marco Tondat chiedono anche di conoscere cosa sia davvero accaduto a Dacca. Non abbiamo ancora capito le dinamiche all'interno del ristorante, come è successo quella sera, e anche dalla sentenza, quindi tradotta dall'arabo all'italiano, noi non riusciamo a capire proprio cosa è successo, perché c'è proprio una mancanza di lettura della sentenza stessa. Vorremmo che questi, chiamiamoli martiri, a loro venisse riconosciuto una medaglia al valor civile, perché sono andati a lavorare e hanno insegnato qualcosa in un paese povero e in un paese non civile. Gli operai in Bangladesh avevano piacere per lavorare per gli italiani, perché veniva riconosciuta in parte una dignità, un rispetto per il lavoro che loro facevano. E nel momento in cui quella notte è stato eliminato questo gruppo, è stata eliminata una parte dell'Italia in quel territorio. Quindi a tutti gli effetti è stata colpita l'Italia. I vertici istituzionali della regione sono al fianco delle 2 famiglie. Condivido le parole delle famiglie. Questo è stato un attacco non soltanto a delle persone drammatico, ma a un paese, l'Italia. La generosità di queste persone che sono andate a portare le nostre esperienze per aiutare un altro paese sono state devastate da un fondamentalismo islamico
che ha ucciso persone e che ha colpito in modo devastante. Questo mi auguro possa servire da monito affinché non si giustifichino più con strane e particolari, costruzioni, un fondamentalismo islamico che ancora oggi sta uccidendo e sta portando devastazione. Il Consiglio regionale, la comunità regionale è vicina a queste famiglie e dimostra loro solidarietà. Loro chiedono giustamente, essendo questi lavoratori italiani all'estero, il riconoscimento di una medaglia al valor civile, perché stavano portando la loro competenza in quei paesi in via di sviluppo, e il Consiglio regionale su questa richiesta fatta al Capo dello Stato è a fianco di queste due famiglie di friulani. Vediamo la situazione Covid in regione con l'aggiornamento quotidiano e 16 nuovi casi che sono stati rilevati oggi su 4.700 tra tamponi molecolari e test rapidi. 2 casi riguardano migranti in provincia di Trieste, un terzo caso riguarda una persona di rientro dal Regno Unito. Si è registrato un decesso, ma nessuna persona è ricoverata in terapia intensiva. Sono 10 i pazienti ricoverati in altri reparti in diminuzione, così come le persone in isolamento, oggi 192 in tutto. Sono in arrivo nuove risorse per l'ospedale di Pordenone. La giunta regionale, per dare una risposta alle criticità emerse durante la pandemia, ha annunciato lo stanziamento di 20 milioni di euro per un nuovo padiglione dedicato alle cure intermedie. Non sono mancate poi scintille in aula per la nomina di Amato De Monte alla guida Sores. 20 milioni di euro per la demolizione del padiglione A e la realizzazione di una struttura da 50 posti letto per le cure intermedie. Riccardo Riccardi, vicepresidente della regione FVG, ha annunciato l'importante investimento per l'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone con l'obiettivo di colmare il gap esistente rispetto alle necessità. I 20 milioni, oltre 50 posti letto, serviranno alla demolizione dei padiglioni B, D, R e per l'adeguamento funzionale normativo del padiglione H. L'annuncio ha preso spunto da una mozione presentata nell'aula del Consiglio regionale da Forza Italia e Riccardi ha precisato che l'iniziativa parte da un ragionamento più ampio, nulla a che vedere con le scadenze elettorali, ovvero la necessità di una revisione del rapporto tra la sanità pubblica e la medicina generale e la valenza strategica dell'assistenza territoriale che si innesta con l'elaborazione del PNRR e della previsione relativa alla realizzazione dei cosiddetti ospedali di comunità. Scintille in aula invece ancora una volta sulla nomina di Amato De Monte alla guida della Sores con una mozione sottoscritta dalle opposizioni. Un concorso bandito per fare il primario della Sores interrotto, sospeso, una chiamata ad personam del dottor De Monte che di fatto lascia sguarnita la terapia intensiva dell'ospedale di Udine. 2 strutture, Sores e terapia intensiva, che avranno 2 facenti funzione. Riteniamo questa cosa veramente molto grave. Secca la replica di Riccardi. La Sores avrà un grande direttore di grande esperienza, del quale non condivido niente della campagna vaccinale. Vedo che la politica vuole inserirsi in questo, addirittura scegliendo chi va e il modo con il quale i nostri primari da anni vengono scelti, lo vogliono decidere loro. Io credo che questo non sia giusto e questo non avverrà. E a proposito di Sores, un episodio curioso si è verificato oggi a Barcola. Tra lo stupore generale a causa di un errore per soccorrere un bagnante rimasto leggermente ferito a una gamba, la Sores di Palmanova ha inviato sul posto i volontari del soccorso alpino. A rendere noto l'intervento è stato il consigliere regionale del gruppo misto Walter Zalucar, che si chiede se sia tollerabile una simile gestione dei soccorsi, puntando poi il dito contro l'attivazione del numero unico. A Udine i 41.697 euro devoluti nel 2020 attraverso il 5 per 1000 al Comune saranno destinati a un progetto di umanizzazione degli spazi degli ospedali Santa Maria della Misericordia e Gervasutta e alla Cuiete. Le devoluzioni dei cittadini del 5 per 1000 al Comune di Udine saranno destinate a rendere le strutture sanitarie della città più umane. Una serie di iniziative, accorgimenti che servono a migliorare il livello di privacy, il comfort, la sensazione di continuità fra virgolette domestica che non solo i pazienti ma soprattutto i familiari oppure
i pazienti che sono in attesa di prenotare delle prestazioni o in attesa di riceverle nei nostri 2 grandi ospedali, Santa Maria e Gervasuta, e nella casa di riposo La Quiete. La seconda delibera che oggi è stata approvata in Giunta prevede un sostegno per l'associazione Alzheimer, ovvero per tutti quei malati non solo di Alzheimer ma di forme di demenza, attraverso la messa in campo di una serie di iniziative di sensibilizzazione, di informazione per tutte le famiglie che hanno al proprio interno una persona con demenza o vero e proprio Alzheimer. La seconda fase prevede di poter sfruttare la telemedicina per permettere agli specialisti di poter fare anche delle diagnosi a distanza. La terza fase è la fase invece di promozione di tutte quelle iniziative volte a limitare il decadimento cognitivo. E il Comune di Udine, per favorire la campagna vaccinale, ha attivato un servizio di trasporto nel centro vaccinale della Fiera di Udine, servizio di trasporto gratuito rivolto a tutti i cittadini residenti nel territorio comunale. Il servizio, fa sapere il Comune, è attrezzato anche per il trasporto di persone disabili e in carrozzina, e per prenotare è necessario contattare l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili nella sua sezione di Udine. Lo sblocco dei licenziamenti, che dovrebbe arrivare dal 1° luglio, crea apprensione in Regione, anche se i dati che riguardano l'economia, con il PIL che è dato in crescita del 5,2% per quest'anno e del 4,5% per il prossimo, consentono di affrontare la questione con un certo ottimismo. L'assessore alle attività produttive Sergio Emidio Bini risponde poi alle opposizioni che hanno polemizzato sul bonus Turesta in Friuli Venezia Giulia. In quello che doveva essere l'anno orribile dell'economia, il Friuli Venezia Giulia ha retto e, anzi, ha visto una crescita del PIL del 5,2%, numeri che potrebbero far tirare un sospiro di sollievo sulla fine del blocco dei licenziamenti. La misura portata avanti dal governo centrale ci rassicura un po', nel senso che ci sarà un occhio di riguardo, quindi un blocco ai licenziamenti per quanto riguarda i settori che stanno stentando più di altri nella ripartenza, uno per tutti il tessile. Per il resto, guardate, io ho una mia idea, se l'economia riparte in maniera importante come sta ripartendo e le imprese lavorano, più che licenziare hanno bisogno di assumere, perché se un'impresa cresce, insomma, si sa bene che c'è bisogno anche di forza lavoro. Se manifatture ed export stanno contribuendo a far sì che l'economia del Friuli Venezia Giulia tenga, anche da turismo arrivano buone notizie con il weekend che fanno registrare un tutto esaurito. L'assessore ha voluto anche chiudere con le polemiche sul bonus Turesta in FVG. È chiaro che il Turesta non girerà mai nella settimana di Ferragosto. Perché? Ma perché, per grazia di Dio, abbiamo gli alberghi, abbiamo le strutture ricettive strapiene. Il Turesta funzionerà nelle code, dove gli albergatori avranno tutto l'interesse di spingere su questo strumento per garantire una percentuale di occupazione delle proprie strutture importanti. Quindi i conti si faranno alla fine, ma smettiamola con queste, davvero dico, critiche. Qua si lavora per garantire, come dire, sostegno in primis agli albergatori e poi per mettere uno strumento a disposizione dei tanti cittadini. Insomma, è chiaro che chi si porta a casa diverse migliaia di euro al mese di questi problemi non le ha, ma noi dobbiamo ragionare non con chi sta tranquillamente e gode di lauti compensi, ma con chi invece ha difficoltà ad arrivare a fine mese. Noi umilmente abbiamo cercato e stiamo cercando di dare una mano a queste persone. Il rilancio del Paese non può partire dal via libera ai licenziamenti. Così il segretario regionale della CGIL, William Pezzetta, che fa sapere come in Friuli Venezia Giulia tra manifatturiero, servizi alle imprese e appalti si possa realisticamente stimare una platea di almeno 3-4 mila lavoratori a rischio di licenziamento con il venir meno delle protezioni a partire dal 1° luglio. Sarebbero invece 1 migliaio i lavoratori che beneficerebbero della possibile estensione del blocco dei licenziamenti. Pezzetta ribadisce la contrarietà della sigla sindacale alla fine del blocco. Ci interessa poco di discutere deroghe che avrebbero comunque portata estremamente marginale, spiega Pezzetta, soprattutto nella nostra regione dove solo l'1% degli occupati del manifatturiero lavora in settori per i quali si ipotizza la proroga della cassa integrazione. E per quanto riguarda il PNRR, dice, rappresenta un'occasione irripetibile per il rilancio e il rinnovamento del nostro sistema
sistema produttivo, anche se, specie se sapremo vincolare l'accesso ai fondi a obiettivi di crescita e qualificazione dell'occupazione. Secondo le stime della CGIL, in regione sono poco più di 1 migliaio, a fronte di una platea di 120.000 occupati, i dipendenti nell'industria e nell'edilizia, i lavoratori del comparto tessile, abbigliamento e moda, che potrebbero beneficiare della ventilata estensione del blocco dei licenziamenti. E a Udine ci sono 5 progetti destinati a persone che percepiscono il reddito di cittadinanza per occuparle. 18 persone di Udine che percepiscono il reddito di cittadinanza, scelte su 600 dal Centro per l'Impiego, troveranno occupazione in comune che ha predisposto 5 progetti. Sono 5 progetti che interverranno nel verde, manutenzione delle aree verdi, controllo delle aree verdi, perché tanti spazi vengono utilizzati da persone che con intenti non certamente, come dire, raccomandabili. Il terzo settore, quello della manutenzione e controllo dello stato delle strade. Un settore che è legato all'estate, avremo tra poco questa ricca programmazione dell'estate in città con concerti, spettacoli, incontri, attività di animazione. Allora bisogna mettere a posto le sedie, bisogna ripulire gli spazi, bisogna anche sanificare questi spazi. E poi ultimo anche l'ambito socioassistenziale ha tantissima utenza e quindi l'idea è quella di applicare un paio di persone al contatto con questi cittadini, un'accoglienza che si potrà realizzare tramite telefono anche nelle sedi dell'ambito, che va a tutto vantaggio dei cittadini. A 11 mesi dall'incendio che ha distrutto lo stabilimento di Villa Santina della tessitura carnica, il titolare, Bepito non ci ha parlato, del piano di ripartenza, e nel progetto c'è anche uno spazio dedicato alla cultura e alla storia dell'arte del tessuto. Ormai sono passati quasi 11 mesi da quando è successo, quindi il mese prossimo è già un anno. Noi ci siamo messi subito al lavoro per riprendere la nostra attività, in quanto siamo convinti che la nostra attività sia un'attività da preservare, non tanto per un patrimonio personale, quanto anche per quanto riguarda tutto il territorio della Carnia. Il progetto di ricostruzione è un progetto secondo me molto interessante, prevederà anche, oltre alla ricostruzione e alla ripartenza della produzione all'interno del nostro stabilimento danneggiato, anche di altre attività affini alla tessitura, affini al territorio, affini alla storia soprattutto del territorio, che secondo me possono essere una motivazione in più, una chiave diciamo di lettura di una ripartenza che potrebbe a oggi sembrare anche quasi così un po' folle, un po' strana. Noi non guardiamo a quello, pensiamo a tutto quello che abbiamo passato nelle varie vicissitudini, in tutta la storia della nostra azienda, e siamo sicuri che anche questa volta ce la faremo. Torniamo alla cronaca. Un escursionista udinese è rimasto ferito in maniera grave dopo essere precipitato per 7 metri durante un'escursione sulle Dolomiti Pesarine a Prato Carnico a quota 2100 metri. È stato trasportato in volo all'ospedale di Udine. A dare l'allarme è stato l'amico che era con lui, che invece è rimasto illeso. E 3 persone sono state soccorse in acqua nel fiume Stella a Precenico e nell'Ivenza a Sacile dai sanitari dei vigili del fuoco. Nel primo caso un pensionato di Basiliano è stato colpito alla testa da un ramo mentre si trovava in barca e ha riportato un serio trauma cranico. Nel secondo caso padre e figlio di 60 e 23 anni si sono ribaltati con il kayak mentre stavano facendo una traversata sull'Ivenza. Fortunatamente non hanno riportato lesioni. Un 15enne residente a Udine è stato denunciato dai carabinieri per aver rubato le offerte che erano state raccolte da 2 artisti di strada che ieri si stavano esibendo nel capoluogo friulano. Aveva sottratto loro 60 euro e poi è fuggito pensando di farla franca. Un borsone con merce destinata ai bagnanti di Lignano è stato trovato questa mattina a Pineta dalla polizia locale della cittadina balneare, con asciugamani, parei, borse e bracciali che sarebbero stati poi venduti illegalmente sull'Arenile. Ora si cercano i venditori abusivi, intanto la merce è stata sequestrata.
Continua l'invasione di topi in regione. Il fenomeno straordinario è legato anche alle temperature, al cambiamento climatico e la stessa moria di roditori è collegata all'eccessiva presenza delle due specie, l'arvicola rossastra e il topo selvatico dal Collo Giallo. L'inverno anomalo, poco freddo e congelate tardive e la primavera secca sono forse i due fattori principali che hanno favorito l'anomala invasione di topi che si sta verificando da fine aprile in Friuli, dal Pordenonese al Tarvisiano. Il fenomeno infatti si deve essenzialmente a causa della produzione anomala di seme pesante da parte del faggio e dell'abete bianco, piante che per contrastare i climi estremi reagiscono provocando un'abbondante nascita di gemme e di pigne, frutti ideali per l'alimentazione dei micromammiferi forestali in periodo riproduttivo. 2. Le specie di roditori interessate da questa abnorme proliferazione, ovvero l'arvicola rossastra e il topo selvatico dal Collo Giallo. Questo fenomeno, noto anche con il nome di pullulazione, si era già verificato nel 2012 e nel 1993, ma generalmente si ripete a intervalli di 3 o 5 anni. Quest'anno però è davvero straordinario e vasto, tanto da aver interessato anche il Veneto, la Carinzia, la Croazia e la Slovenia. Non poche le segnalazioni, ad esempio, di centinaia e centinaia di topi trovati morti all'interno di pozze d'acqua e di fiumi, tanto da generare paura e preoccupazione tra i residenti e gli albergatori. La quantità di animali morti in acqua è davvero impressionante. Non muoiono non per malattia, ma muoiono per il fatto che sono migliaia e cascano in acqua. Un topolino di qualche grammo, se entra in acqua gelida, muore per ipotermia. Le verifiche virologiche e tossicologiche che sono state fatte soprattutto su animali veneti e trentini indicano che non ci sono cause illegali di mortalità, muoiono un po' così. Le scene impressionanti e raccapriccianti per molti non devono però trarre in inganno. Non è in atto nessun allarme sanitario in Italia o in regione, né bisogna preoccuparsi della possibile presenza di hantavirus. L'unico caso registrato poche settimane fa è infatti di importazione. Nulla fa pensare che ci siano hantavirus in Italia, quindi merita tener duro perché questi fenomeni si esauriscono naturalmente in 1 o 2 anni. Nel frattempo è consigliabile allontanare gli animali utilizzando i vecchi rimedi meccanici. Assolutamente da evitare invece le deratizzazioni con prodotti che potrebbero avvelenare l'intera catena alimentare, di cui questi piccoli roditori sono la base trofica. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni a Barcolana 2021, edizione che punta a rifarsi dopo quella 2020 condizionata dal maltempo e dalla pandemia. Addio al limite massimo di iscritti, un appello speciale per chi si era iscritto l'anno scorso e si iscriverà nel 2021 e la giornata di recupero. Si sono aperte ufficialmente le iscrizioni per Barcolana 53, lo scorso anno condizionata da maltempo e pandemia, in questo 2021 alla ricerca di un riscatto. Sì, Barcolana in questi anni si è evoluta da regata a evento 360 gradi ed è naturale che in Barcolana si parli del mare Adriatico con un Barcolana Sea Summit, un evento internazionale al quale prenderanno parte gli scienziati che ci spiegheranno quali sono i mali di cui soffre l'Adriatico e il Mediterraneo, le imprese che ci racconteranno le azioni che svolgono per tutelare il mare e poi il decisore politico che ascolterà e dirà quali sono i progetti di sostenibilità nel senso dell'economia green, dell'economia blu. Dopo la pandemia viviamo in un mondo diverso e sostenibilità è la parola chiave. Barcolana anche su questo tema c'è. Il Sea Summit si terrà in Portovecchio in collaborazione con INCE, è prevista la presenza dei ministri dell'ambiente dei 17 paesi aderenti all'iniziativa centroeuropea. Come detto, non ci sarà un tetto alle iscrizioni, ma l'appello del Presidente, in particolare per chi ha bisogno dell'ormeggio, è di farla subito online. Gli armatori delle 1424 barche che si erano iscritti lo scorso anno avranno anche una polo in edizione speciale. In caso di maltempo che impedisca lo start, domenica 10 ottobre, ecco che per la prima volta è stata fissata una giornata di recupero lunedì 11. Il sindaco Roberto Di Piazza ha parlato di momento importante, mentre l'assessore regionale Sergio Emilio Bini ha evidenziato come Barcolana sia un valore aggiunto per il Friuli Venezia Giulia. La nostra regione sta vivendo un momento meraviglioso, ha sottolineato Bini. I dati dell'economia sono incoraggianti e non sono figli del caso. Shericka Jackson, Len Thompson e Tajai Gale sono le stelle della squadra giamaicana di atletica che per la 15ª volta è approdata a Lignano. Preparazione importante quest'anno al Tegli in vista delle Olimpiadi di Tokyo, e poi impreziosiranno il meeting di sabato a Lignano, meeting internazionale di atletica appunto organizzato alla Nuova Atletica dal Friuli. Ne parleremo tra poco a Sport FVG, ma c'è anche spazio per l'Udinese perché c'è una notizia dell'ultima ora che riguarda
riguarda Musso, è una trattativa che sarebbe addirittura d'arrivo con l'Atalanta per portare appunto il portiere argentino dell'Udinese alla squadra di Bergamo. Ne saprete tutto tra poco a Sport FVG. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale e buon proseguimento di serata su Telefriuli.